Giornata intensa di incontri politici oggi in città, tradizionale scambio di auguri natalizi, ma anche l'occasione per parlare di bilanci e prospettive future. Schifani per Forza Italia, Cuffaro per la Democrazia Cristiana, la direzione provinciale di Fratelli d'Italia. Salvini a Palermo assolto al processo Open Arm perché il fatto non sussiste. Si è svolto stamani un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti e quello degli avvocati per parlare del diritto all'oblio. Presentato stamani alla stampa il presepe di Montaperto, un evento che ritorna in città dopo anni di pausa. L'inaugurazione avverrà giorno 26 alle ore 17:30. Domenica l'Agragas in casa con il San Biase, il Licata affronta la Nissa, incontri importanti per la classifica di entrambe alle ultime posizioni, gli incontri dell'eccellenza. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento del nostro telegiornale Ittiva Notizie di oggi 21 dicembre sabato. Alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani, anche Forza Italia oggi si è riunita per parlare dello sviluppo di Agrigento, capitale della cultura. Le interviste al Presidente Schifani e al parlamentare regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo. Sulla siccità stiamo lavorando alacremente. Recentemente ho avuto notizie dalla Protezione Civile che le piogge di questi giorni stanno riempiendo gli invasi. La di Cancipa ha superato i 3 milioni addirittura di riempimento. Siamo fiduciosi dall'altro lato siamo consapevoli che dobbiamo realizzare delle innovazioni. Nella manovra in corso di approvazione all'Assemblea regionale stiamo stanziando 20 milioni per realizzare in project con privati due dissalatori su Palermo, perché dobbiamo essere pronti a nuove sfide con il cambiamento climatico. Altri 3 dissalatori sono stati impostati come nei fondi del fondo di coesione 90 milioni, quindi la stiamo contrastando anche attrezzandoci per il futuro. Ce la stiamo mettendo tutta, devo dire la mobilitazione è totale. Su Agrigento abbiamo stanziato mesi fa ben 10 milioni per iniziare i lavori di realizzazione della rete idrica di Agrigento, il cui appalto risulta già stipulato da tempo e che verrà finanziato ulteriormente con altri 30 milioni previsti e appostati nel Fondo Sociale di Coesione. Quindi su Agrigento siamo intervenuti in maniera convinta e diretta e credo che a breve dovrebbero poter partire i lavori, perché la Regione la propria parte l'ha fatto, ha anticipato 10 milioni sapendo di aver appostato altri 30 nel Fondo Sociale di Coesione. Questa è la nostra risposta. E ancora problema per quanto riguarda le liste d'attesa? Liste d'attesa io ce la sto mettendo tutta, abbiamo inserito nei contratti dei nuovi direttori generali una verifica nei loro confronti fra un anno per verificare quello che hanno fatto. Quello è naturalmente un problema che si risolve già domani, però abbiamo assunto una posizione estremamente rigorosa, mobilitando i direttori generali e anche i direttori amministrativi e sanitari da loro nominati, perché ne hanno assunto la paternità e responsabilità di queste nomine, per cui simul stabunt simul cadent, e nello stesso tempo stiamo facendo di tutto per realizzare nuove grandi strutture ospedaliere in Sicilia. Recentemente ho firmato con Luigi Schillaci un accordo di programma che prevede lo stanziamento immediato dopo tanto lavorio di 2 anni, di 750 milioni per nuovi ospedali come il Policlinico di Palermo, il Civico di Palermo rifatto, il Polo Pediatrico, che sarà un polo di eccellenza che interesserà i piccoli malati di tutta la Sicilia e forse anche della Calabria, per cui tendiamo anche a migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera. Presidente, il report Union Camere parla del 2024 di un calo degli export e il suo punto di vista. Ma io ho letto questa valutazione. Allora, mentre io sono portato a credere e dare la patente di oggettività e neutralità alle valutazioni dell'Istituto Tagliara Carne, all'Istat, allo Svimez, all'Azio Osservatori Neutro, guardo con un pizzico di attenzione e di sospetto alla valutazione di Union Camere, che è una struttura interessata direttamente a queste valutazioni. Non vorrei che a questo tipo di valutazione ci sia un allarmismo di parte, ecco, e quindi la mia posizione è questa, sono molto attento a questo, per cui noi siamo rigorosamente attenti, però ecco, il mio sospetto è che sia una posizione allarmistica interessata naturalmente a tutelare le aziende siciliane, ma su questo noi ci stiamo spendendo, però ecco, quando
istituti di alto livello convergono su un dato e poi arriva Unioncamere di Sicilia e lo smentisce, beh, mi viene da pensare. Sul capitale della cultura? Beh, noi stiamo investendo, metteremo altre somme in questa manovra naturalmente, perché faremo la nostra parte e continueremo a farlo. Sviluppo di Agrigento nell'anno di Capitale della Cultura. Ecco quali le iniziative di Forza Italia in programma. Intanto oggi la giornata degli auguri, la giornata dedicata alle festività natalizie e al fatto che Forza Italia ancora una volta come partito, come militanza, come deputati si mette in gioco, è stato invitato e accolto molto volentieri il Presidente della Regione per essere presente ed essere qui. Forza Italia in questi 2 anni di governo regionale ha lavorato tantissimo per lo sviluppo del territorio, sono tante le iniziative messe in campo e tante le cose fatte dal governo Schifani. Per Capitale della Cultura c'è stato un impegno e c'è e continua ad esserci un impegno economico non indifferente, perché quest'anno, il 2025, segni per questa provincia, per la nostra regione, un punto di lancio sia per quanto riguarda il turismo sia per quanto riguarda lo sviluppo del nostro territorio. Oggi la giornata concilia e mette in sé varie iniziative. Siamo in piena legge finanziaria, si sta portando avanti la manovra per il bilancio 2025 e anche in questa finanziaria si è pensato ad Agrigento con una cospicua somma, si sta pensando agli ati idrici perché abbiamo il problema dell'emergenza idrica, c'è stato un intervento notevole per quanto riguarda l'agricoltura, sono stati uscita da qualche giorno la graduatoria per 18 milioni di euro per le imprese agricole e zootecniche che avevano fatto richiesta per poter trivellare nuovi pozzi, per comprare mini dissalatori. Questa graduatoria è pronta e nella finanziaria che ci stiamo accingendo a varare c'è una richiesta di altri 20 milioni di euro, perché oltre alle 3.000 imprese che andranno a coprire con i 18 milioni di euro si possa scorrere questa graduatoria e dare la possibilità ai siciliani di poter avere risorse tempestive per abbattere questo tema che è legato all'emergenza idrica. Momento di auguri per l'ADC di Agrigento con la proiezione del film che interessò la vicenda del governatore Cuffaro, 1768 giorni, al Cine Concordia di Agrigento. Le interviste. Presidente, momento di auguri, di prospettiva ma anche di bilancio, una sintesi di ciò che è stata la presenza della Democrazia Cristiana, un partito che cresce giorno dopo giorno e forse dà fastidio a qualcuno dei suoi alleati. Hai detto tutto tu, posso solo confermare le cose che hai detto. È un momento di augurio per la nostra comunità dei democratici cristiani, siamo qui per farci gli auguri di Natale, perché Natale è la festa della famiglia e noi tra i nostri impegni e il programma è quello della difesa della nostra storia e della famiglia. Siamo qui non per fare i programmi, perché li faremo in un'apposita conferenza stampa che faremo nei prossimi giorni, ma per ribadire che c'è un partito vicino alla gente che cresce, un partito che ha come programma soprattutto quello di stare vicino alle persone che ne hanno più di bisogno e di guardare con speranza al futuro, perché noi siamo convinti che la capacità di riorganizzare la speranza diventa il momento cruciale per creare fiducia nei cittadini e nella società. Presidente, ecco, anche la riproiezione del film, che significato assume? Beh, questa è una scelta che hanno fatto gli amici agrigentini di voler rivedere il film, è una scelta di continuare a ribadire che il nostro partito è vicino anche a tanti che guardano all'Italia con motivo di speranza e vanno alla ricerca di una possibilità di vita migliore. Noi in quel film spieghiamo che bisogna aiutarli a casa loro, ma aiutarli sul serio, non con le parole. Una valutazione sulla sentenza dell'assoluzione di Salvini? Beh, ci sono dei giudici anche a Palermo e questa è una cosa importante. Credo che la sentenza di ieri faccia giustizia a un uomo e soprattutto al suo lavoro. Quindi abbiamo già fatto pubblicamente le nostre congratulazioni per la sentenza. Tutte le volte che la giustizia
fa delle sentenze bisogna rispettarle. Io mi auguro che le si rispettino anche in questo caso, che sia una sentenza di assoluzione. Momento di auguri, di prospettive con la proiezione del film che interessa il Presidente. Ma è un momento intanto per incontrare gli amici della provincia di Agrigento, ma vedo che ci sono anche fuori dalla provincia di Agrigento. È un appuntamento annuale che facciamo assieme al Presidente Cuffaro e serve anche per fare il bilancio delle cose che facciamo, che siamo riusciti a fare, quelle che vogliamo programmare di fare, e lo vogliamo fare assieme ai tantissimi consiglieri comunali, assessori, sindaci della Democrazia Cristiana della provincia di Agrigento. È un modo per stare assieme, siccome dell'amicizia noi ne facciamo un valore fondante del nostro partito. Oggi è un momento per incontrare proprio i nostri amici e condividere con loro questo momento di gioia, augurando a tutti comunque, democristiani e non, un sereno Natale e un prospero 2025. Marco, ecco, come mai questa iniziativa qui, un momento diciamo di sintesi, di auguri, ma di prospettiva anche. Qual è la sua prospettiva, Marco? No, questo è un momento nel quale si vuole ricordare un passaggio di una storia personale importante, vissuta, e poi chiaramente il senso di una storia, di un impegno politico. Ecco, viverlo insieme con tanti amici è un momento importante. Le prospettive di Marco Zambuto? Prospettive politiche, ovviamente. Siamo bene così, per ora si fa politica anche stando fuori, comunque avendo sempre un rapporto con le persone, con la gente, assolutamente sì. E in tema di Natale anche Fratelli d'Italia oggi ha chiamato a raccolta militanti e simpatizzanti per uno scambio di auguri in vista delle festività. Vi riferiamo in queste interviste. Adriano Barba, segretario di Fratelli d'Italia ad Agrigento, oggi momento di auguri natalizi, ma anche momento di consuntivo e di prospettiva per il partito ad Agrigento. Sì, esatto, un momento conviviale con i nostri iscritti, con la nostra comunità, con i nostri amministratori provenienti da tutta la provincia. Oggi momento di festa, ma anche, come dicevi bene, un momento anche per fare la somma dei risultati raggiunti e soprattutto di obiettivi da ancora portare a compimento. Come partito ci stiamo riorganizzando in provincia, celebreremo i vari congressi cittadini nelle varie città della provincia di Agrigento, ma soprattutto terremo alta l'attenzione su Agrigento Capitale Italiana della Cultura, perché è un obiettivo che abbiamo voluto, sul quale vorremmo poterci continuare a spendere insieme alla nostra classe dirigente, ai nostri amministratori, ai nostri ragazzi di Gioventù Nazionale. Insomma, noi ci siamo come comunità e vorremmo continuare a esserci. Oggi è un momento di festa per scambiarci gli auguri, ma questo non significa che abbasseremo, come dire, la guardia rispetto ai problemi della città e della nostra comunità in provincia. Sentiamolo un consigliere comunale, ecco, come si vive questo momento al comune in vista di 2025? Abbiamo visto anche le critiche al cambiamento del logo. Ma per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi daremo tutto il supporto possibile e immaginabile al fine di dare il giusto input alla risoluzione dei problemi che attanagliano la città di Agrigento. Quindi assieme con il nostro deputato Calogero Pisano cercheremo di fare tutto il possibile, ecco, affinché determinati problemi vengano risolti. I giovani come vivono questo momento? Ad Agrigento ci sono adesioni? Che bilancio fare? Abbiamo una grandissima partecipazione giovanile, tanti eventi e tanti giovani oggi saranno presenti allo scambio di auguri, con un momento di aggregazione importante anche per noi giovani, per poter dire la nostra. E la presenza giovanile sicuramente rappresenta un quid pluris per il nostro partito. Salvini assolto al processo Open Arms perché il fatto non sussiste. Le interviste al premier Salvini e all'avvocatessa Giulia Bongiorno. Vorrei far presente a tutti intanto che la sentenza è basta. Attenzione, vorrei far presente intanto un fatto che forse è sfuggito ad alcuni. Si tratta di una sentenza perché il fatto non sussiste
è una sentenza di assoluzione col primo comma del 530. Voi sapete perfettamente che spesso si dice che l'assoluzione è piena anche col secondo comma, ma viene data l'assoluzione col secondo comma quando la prova è contraddittoria. Invece tra le formule assolutorie è stata scelta quella più piena. Non c'è una prova contraddittoria, ma c'è una prova piena che non sussiste alcun reato. Non è una sentenza contro i migranti, è una sentenza contro chi sfrutta i migranti. Esprimiamo quindi piena soddisfazione, nonostante ci sia stato un percorso che ci ha portato qui ovviamente a dover dimostrare le nostre ragioni. Come Ministro si è difeso all'interno delle istituzioni, è stato sempre presente. Voglio chiarire in maniera proprio inconfutabile il fatto che non si tratta di una soluzione con qualche ma, con qualche se o con qualche però. C'è chi parlava di una sentenza megagalattica con gravi condanne, c'è chi parlava eventualmente di uno sfregio, di una sentenza con qualche derubricazione. No, una sentenza di una grandissima soluzione. Telefono giù, per favore. Sono felice, dopo 3 anni ha vinto il buonsenso, ha vinto la Lega, ha vinto l'Italia, ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ONG straniere e proteggere i nostri figli non è un reato, ma è un diritto. Ci abbiamo messo un po', però ci siamo arrivati, quindi vado avanti ancora più determinato di prima. Ringrazio l'avvocato Giulia Bongiorno e tutto il suo incredibile staff, ringrazio i giornalisti che hanno seguito, ringrazio le migliaia di italiani che stavano aspettando questa sentenza che, ripeto, non assolve solo Matteo Salvini, assolve un'idea di paese. Entrare in Italia prevede delle regole, dei limiti, dei controlli, e chi usa gli immigrati per fare battaglia politica oggi ha perso. Oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia. Mi spiace tanto per loro ed è una bellissima giornata per l'Italia, quindi io da domani torno a lavorare in ufficio con entusiasmo, voglia, passione, grinta, energia. Abbiamo rischiato, sì, d'altronde chi nella vita non rischia non va da nessuna parte. Oggi il Tribunale di Palermo, come prima il Tribunale di Catania, ha detto che abbiamo fatto il nostro dovere, che contrastare l'immigrazione di massa, contrastare l'invasione organizzata e finanziata non è un reato ma è un diritto, e quindi è una bellissima giornata. Buon Natale a tutti voi. Grazie. 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 Il diritto all'oblio, responsabilità, limiti e nuove opportunità nella pratica giornalista è stato il tema di un incontro finalizzato alla formazione dei giornalisti agrigentini e degli avvocati. Tanti e qualificati relatori hanno affrontato la complessità di un argomento di grande attualità. Noi eravamo presenti all'evento. Giuseppe Zambito tra gli organizzatori di questo evento, un approfondimento importante, questo diritto all'oblio, in un momento in cui è particolarmente difficile comunicare con il cambio delle nuove norme. Quale rischio si corre? Noi intanto oggi abbiamo coinvolto 2 importanti ordini professionali, l'ordine degli avvocati e dei giornalisti. Abbiamo voluto organizzare questo evento che deve servire a fare un'analisi, un confronto normativo e soprattutto sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa. Oggi abbiamo ospiti molto importanti, 2 importanti giornalisti, Franco Castaldo e Franco Pullara. Ringrazio personalmente il Presidente dell'Ordine degli Avvocati che si è reso subito disponibile, in maniera molto generosa, ha dato il patrocinio all'iniziativa, e di conseguenza con la presenza di 2 importanti avvocati, l'avvocato Gianluca Sprio e Francesco Schembri, affronteremo i temi molto importanti del diritto all'oblio, e avremo una presenza molto importante e straordinaria della presenza del dottor Dubini quale magistrato. Grazie a lui proveremo a fare un bilanciamento tra il cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di cronaca, la riservatezza dell'informazione al diritto all'informazione.
Presidente, il suo punto di vista su questo interessante convegno che vede coinvolti ordine dei giornalisti e degli avvocati? Molto interessante il focus di oggi sul diritto all'oblio. Per l'avvocatura è sempre un momento di particolare interesse, anche di formazione, confrontarsi con l'ordine dei giornalisti e il mondo del giornalismo. Noi siamo sempre dalla parte dei diritti e del diritto, e dunque del diritto di cronaca, del diritto di critica, ma anche del diritto di privacy, di riservatezza e del diritto anche di essere dimenticati. È dunque un momento, questa tavola rotonda nel quale ci confronteremo tra avvocati e giornalisti su tutto quello che coinvolge proprio nella pratica giornalistica anche i diritti dei cittadini. Noi speriamo sempre che i diritti non vengano mai limitati e compressi, sia dalla parte dei professionisti che esercitano, sia da parte di chi si trova coinvolto, specialmente nella cronaca giudiziaria, a volte in incresciose situazioni, e che magari dopo averle risolte ha il diritto ad essere dimenticato. Franco, quanto è importante oggi questo convegno e approfondimento dell'ordine dei giornalisti e degli avvocati sul diritto all'oblio? Questo è il problema di oggi, è un problema attuale. Nel passato non c'era con la carta stampata, perché era difficile andare a reperire le notizie datate. Oggi con la diffusione di internet e dei giornali online basta andare sui motori di ricerca e tutti sanno di tutto e di tutti, e quindi questo convegno ci farà capire quanto si ha il diritto alla notizia e quando la notizia non è più tale deve lasciare spazio al diritto all'oblio per salvaguardare l'immagine delle persone che non possono certamente rimanere legate a vita a un solo evento. Oggi si discute di diritto all'oblio, ne parliamo con l'avvocato Schembri, nella doppia veste anche di giornalista e di avvocato. Sì, oggi abbiamo avuto il compito di affrontare un tema abbastanza delicato sia per quanto riguarda gli avvocati che soprattutto i giornalisti. Il diritto all'oblio quale diritto a essere dimenticato, il diritto affinché ciascuno di noi, contemperando quello che è il diritto alla privacy, può determinare diverse tipi di conseguenze anche a livello di responsabilità giornalistica. Questo lo abbiamo voluto fare oggi attraverso questo evento formativo che vedrà impegnati appunto non solo gli avvocati ma anche i giornalisti, affrontando tematiche particolari al fine di poter dare anche delle linee di indirizzo e delle linee guida affinché i giornalisti soprattutto possano adempiere nel loro corretto diritto di cronaca e quindi senza incorrere in quelle che possono essere delle responsabilità che oggi ovviamente hanno anche una loro valenza, perché si tratta di responsabilità non solo civili ma anche penali abbastanza rilevanti. Franco Castaldo, oggi tra i relatori di questo convegno organizzato dall'ordine dei giornalisti insieme all'ordine degli avvocati, tra l'altro reduce da un brillante successo che avete festeggiato i 20 anni della vostra attività editoriale. Sì, veniamo da una bella iniziativa, quella dei 20 anni di Grandangolo, con un parterre di ospiti davvero d'eccezione, con tutte le autorità presenti. Questo mi ha inorgoglito. Abbiamo anche presentato in questa circostanza il mio ultimo libro che si intitola Mafiare, che racconta 50 anni di storia mafiosa della provincia di Agrigento. Venendo al tema di oggi, diritto all'oblio, siamo qui per discutere e dibattere questa nuova norma che in qualche maniera impedisce ai giornali, ai giornalisti di agire nella massima libertà. È una norma che va, secondo me, valutata per bene, applicata per bene, perché in questo modo si tende, questo è il mio pensiero, a limitare la libertà di azione dei giornalisti e dei giornali. È un campo minato. I rischi per il giornalista possono essere tanti, c'è una giurisprudenza copiosa su controversie di chi chiede la cancellazione o la deindicizzazione dei dati e giornali che resistono insistendo per l'interesse pubblico della notizia. È in continua evoluzione, ora ci si deve confrontare con l'evoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale, social network,
e quindi è un diritto di cui si sente un forte bisogno di una disciplina specifica che possa dare garanzie sia agli interessati che ai giornalisti nello svolgimento del loro lavoro. Si aspetta il legislatore che lo decodifichi in maniera precisa. L'Unione Europea con la sua legislazione, con il GDPR, ha iniziato tempo fa e piano piano ci si sta adeguando nel disciplinare questo diritto che è in continua, è in fieri, ecco, un diritto che è in fieri. Il presepe di Monteaperto si conferma una delle attrazioni che anno dopo anno diventa un appuntamento fisso per i residenti, turisti e visitatori. Vediamo in dettagli in questo servizio. L'inaugurazione sarà il 26 alle ore 17:30. Parliamo di questa presentazione del presepe di Monteaperto, oggi qui al Teatro Fae di Pirandello, che però ha già avuto un'anteprima con un grande successo con la visita delle scuole. Sì, è stato un grandissimo successo di visitatori, di bambini che sono venuti da tutta la provincia a visitarci. Diciamo, abbiamo iniziato alla grande perché evidentemente c'era una grande necessità, o cioè un grande desiderio di riprendere questa manifestazione, questo evento. Tant'è vero che ci scusiamo, alcune scuole non siamo riusciti ad ospitarle perché avevamo in programma di aprire il presepe alle scuole per 4 giornate, per 4 mattinate. Abbiamo aperto la quinta è stata super affollata e poi abbiamo dovuto chiudere perché eravamo tutti pronti per allestire il presepe per il serale. È stato veramente un grandissimo successo. Le scuole che non sono potute venire, evidentemente gli abbiamo dato un appuntamento per il prossimo anno. C'era una gran voglia di riprendere questo evento, di questo devo ringraziare l'amministrazione comunale che ha dato per primo l'input per riprendere questa attività che abbiamo interrotto per circa 5 anni. Siamo a costruire quello che vedrete dal 26 in poi, esattamente dal 13 settembre. È stato un grandissimo lavoro, abbiamo fatto sperando che verrà apprezzato dalla gente. Stiamo ultimando le ultime cose e quindi siamo tutti pronti per l'inaugurazione che sarà il 26 alle ore 17. Visto che ci siamo, diciamo le altre date che sono il 28 e il 29, poi il giorno 1, 4, 5 e 6 con la giornata clou, con l'arrivo del Re Maggi. Il presepe è sempre un misto di cultura, tradizioni e spettacoli, è una formula che abbiamo iniziato fin dal 2008, è una formula che ha funzionato tanto. Io dico sempre, assieme a cultura, tradizione e spettacolo c'è tanto amore verso il territorio, per cui concludo dicendo vi aspetto numerosi al presepe, sicuramente non vi pentirate, anche perché il presepe quest'anno in particolare sarà ricco di spettacoli e di assaggi che vi faranno passare una serata assolutamente gradevole. L'amministrazione in che modo ha voluto questo evento che da diversi anni non si faceva più e che dai primi riscontri sta avendo avuto già con le scuole un ottimo successo? L'amministrazione ha pensato al presepe di Monteaperto già quest'estate, già nei primi giorni di giugno, luglio era intenzione dell'amministrazione di riprendere questa iniziativa che negli anni trascorsi ha avuto un grande successo e che meritava di essere riproposto, anche inserito all'interno delle manifestazioni che ci porteranno ad Agrigento, capitale della cultura 2025. I primi risultati ci rendono orgogliosi di questa scelta, quindi significa che l'aver puntato sul presepe, l'aver puntato su quel territorio e quindi rivalutare anche tutte le iniziative che sono collaterali a questo, significa che effettivamente l'amministrazione ha fatto una buona scelta. Assessore, ecco, questo presepe è inserito nell'ambito di un contesto di manifestazioni per il Natale che accoglierà Capitale 2025. Sì, lo diceva
prima di me il vice sindaco, questa è una delle manifestazioni che andrebbero assolutamente istituzionalizzate e quindi rese stabili nella tradizione e nella celebrazione delle attività e degli eventi agrigentini. Montaperto per tantissimi anni ha ospitato questo presepe vivente, che sicuramente ha una sua caratteristica, essendo un borgo il borgo della nostra città, avendo una conformazione che proprio si adatta a quelle che sono le caratteristiche di un presepe. È sicuramente un'attività che non può e non poteva essere abbandonata e quindi lasciata alle spalle. Un'importante iniziativa quest'anno che si arricchisce e che ci avvicina verso quello che sarà l'anno della Capitale Italiana della Cultura 2025, che sicuramente è una buona occasione per far vedere che la comunità agrigentina esiste e quando si impegna può riuscire a fare delle cose belle. Quindi l'invito, insieme alle altre iniziative che ci sono in essere nella città, è quella di invitare i cittadini a visitare il presepe e chiaramente anche tutte le persone, tutte le scuole che già ci sono state, anche delle zone limitrofe, e perché no, affacciandoci anche in una proiezione dell'anno prossimo di un'organizzazione sempre più importante, affacciarci anche a quel turismo di prossimità e non solo per far venire le persone ad Agrigento, in questo caso nel presepe di Montaperto. Ok. Linea alla regia per la pubblicità. E a Realmonte è stata inaugurata la mostra Uncinetto antico presso la Torre dell'Orologio. Le interviste. Siamo riunite alla Torre dell'Orologio per una mostra di uncinetti antichi a cura delle uncinettine di Realmonte. Io chiaramente per questo capolavoro generale, pensate, alcuni uncinetti hanno più di 100 anni e non posso che ringraziare appunto le uncinettine rappresentate appunto da Silvana Burgio, ma da tante belle, bellissime donne, lo abbiamo detto tante volte, di età che vanno dai 14 agli 86 anni, che da ormai anni si prendono cura di questo territorio. Abbiamo voluto e pensato di fare questa mostra all'interno di Beggia Sicilia, che è appunto una sagra che vuole promuovere il territorio e lo fa attraverso la sua identità con questa mostra e le sue tradizioni. Quindi che dire, le giornate di Beggia Sicilia iniziata dall'altro ieri, questa sera l'ultima serata, stanno andando benissimo, l'obiettivo è raggiunto, e cioè quello insomma di fare vivere Piazza Carricacina. Ci sono tante attività composite, ci sono state e ce ne saranno ancora all'interno, lo abbiamo detto, di un Natale in divenire fatto in squadra con tutte le istituzioni presenti. Quindi cosa dire di più? Andiamo avanti così, siamo nella giusta direzione, forza uncinettine, siete il nostro orgoglio. Allora, noi siamo il gruppo delle uncinettine realmontine e dopo aver elaborato questo pensiero insieme al nostro sindaco Beggia Sicilia, che è un'iniziativa del comune, ci siamo aggregati per valorizzare l'uncinetto che abbiamo riscoperto dopo tanto tempo, un'attività delle nostre nonne e bisnonne. Diciamo che in questa mostra ci sono pezzi unici che risalgono addirittura alla fine del 1800 a salire, quindi abbiamo pezzi che erano fatti veramente con molta devozione, con sacrificio, perché mancava anche la materia prima, mi raccontava mia nonna, quindi era una passione, un amore per questa attività, e a Realmonte questa attività andava. Prima tutti facevano l'uncinetto, tutte le famiglie avevano qualcuno che lavorava, facevano i corredi che erano preziosi, e di prezioso poi nei corredi c'era solo quello, le cose fatte a mano, sia ricamate che l'uncinetto. Domani domenica a Racalmuto, presso il Castello Chiaramontano, un evento del nuovo piccolo teatro La Ricotta nel mito e nella tradizione, il servizio di Margherita Trupiano.
Domani alle 17 a Racalmuto, presso il Castello Chiaramontano, la ricotta nel mito e nella tradizione popolare, un evento realizzato dal Piccolo Teatro di Agrigento. Si tratta di una manifestazione multisensoriale durante la quale il visitatore verrà condotto attraverso numerosi percorsi artistici ed enogastronomici. Gli attori Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Anna Grazia Montalbano e Rosa Maria Montalbano rappresenteranno un recital tratto da Il Ciclope di Pirandello, mentre Maurizio Fratace e Maria Naccari saranno i protagonisti di un momento dedicato all'opera dei Pupi Vivente, il combattimento tra Gradasso e Brandimarte. L'intrattenimento musicale sarà curato da Francesco Porretta, Angelo Sanfilippo e Noemi Lupo e nel corso della serata sono previste degustazioni di cibo e vino. È un tragico incidente sulla 2 in Calabria. Le vittime purtroppo sono una mamma di Messina e la figlia di 10 anni. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Un maxi tamponamento a catena con un esito tragico lungo la Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Mormanno nel Cosentino. Spezzata una famiglia originaria di Barcellona Pozzo di Gotto che viaggiava a bordo di un Opel grigia rimasta incastrata sotto un tir. A perdere la vita sono state Maria Calabrese, una donna di 39 anni, mamma di Aurora Pellegrino, 10 anni. Feriti il papà e il fratellino di 3 anni che viaggiavano a bordo dell'auto diretta al nord, ora ricoverati in ospedale. L'impatto è avvenuto ieri sera intorno alle 21:30. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un tir, 11 auto, un furgone e un pullman, a bordo del quale non si sono registrati feriti gravi. Almeno 8 però le persone che hanno avuto bisogno dell'aiuto dei sanitari del 118. Nessuno è in pericolo di vita. Per eseguire rilievi e per mettere in sicurezza l'arteria è stato necessario un grande dispiegamento di forze fra ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale di Lago Negro. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per diverse ore e per chi transitava lungo il percorso l'uscita obbligatoria è stata a Sibari. Si indaga intanto per ricostruire le cause di un incidente così violento e tragico. Non si esclude nessuna pista. La famiglia era residente a Messina e si stava recando al nord per trascorrere le vacanze di Natale. A Licata ieri la terza riunione della commissione toponomastica. Il presidente Francesco Pira dice che bisogna che nel 2025 tutte le strade senza nome del perimetro urbano e delle contrade siano intitolate. Sentiamo lo stesso Pira. Anche la terza seduta della commissione toponomastica è stata molto proficua, è stata anche un'occasione per scambiarci gli auguri di Natale. Io voglio ringraziare la vicepresidente Giuseppina Incorvaia e tutti i componenti, il notaio Arianna Armenio, il geometra Lorenzo Peritore, il ragioniere Pierangelo Timoneri per il lavoro che hanno fatto, ma anche lo staff degli uffici, il geometra Ruvio, Antonio Ruvio, il geometra Labonia, per il supporto che ci danno costantemente. È stata una riunione proficua perché intanto c'è sempre stato un grande clima bello di collaborazione, di supporto reciproco. Abbiamo deciso di completare il lavoro e di questo ringrazio sia la vicepresidente che tutti gli altri componenti della commissione. Per il 2025 il nostro obiettivo è quello di dare un nome a tutte le strade che non ce l'hanno, sia nel centro storico che in tutte le contrade, quindi stiamo lavorando per riuscire a ottenere questo risultato. Quindi faremo una mappatura delle contrade e questo ci permetterà poi di intervenire per proporre i nomi. Intanto ringrazio il sindaco Balsamo, l'amministrazione comunale, che ha accolto la nostra proposta di intitolare ai maestri già direttori di banda musicale a Licata, Vincenzo Majorana e Salvatore Cassaro, 2 vie. Era una proposta che era arrivata a noi dal maestro Gaetano Torregrossa. Abbiamo poi provveduto all'intitolazione di un piano all'ex sindaco professor Giuseppe Profumo come richiesto dalla famiglia e anche su proposta del CIF, Centro Femminile, della Toponomastica Femminile
e anche dell'OPA. Era una richiesta addirittura ferma dal 2023, l'intitolazione di una via della villa comunale Regina Elena alla matematica e fisica siciliana Mariannina Ciccone. Queste sono le decisioni più importanti assunte dalla Commissione, altre ne sono state prese. È un momento in cui stiamo lavorando alacremente anche per dare quelle risposte che la città si aspetta, in particolare appunto i nomi alle vie che non ce l'hanno, e questo crea problemi sia per eventuali recapiti postali, ma anche per situazioni di soccorso, per situazioni di ordine pubblico. Questo è il nostro obiettivo per il 2025 e speriamo di raggiungerlo. Un maxi sequestro di botti illegali che si sono conclusi con un arresto e 3 denunce nel Messinese. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito l'arresto in flagranza di una persona residente a Barcellona Pozzo di Gotto e denunciato ulteriori 3 persone di Torrenova, Sant'Agata di Militello ed Avola che detenevano e trasportavano per la commercializzazione enormi quantitativi di giochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione alla vendita. Sequestrati circa 2.375 articoli per un peso complessivo di oltre 260 kg, detenuti illegalmente presso 2 abitazioni private ed un esercizio commerciale formalmente adibito ad attività di edicola e tabacchi. È stata inoltre individuata un'autovettura in transito alla Rada San Francesco con a bordo 4.400 fuochi d'artificio per un peso di circa 164 kg. Presenti anche 267 bombe carta di portata distruttiva per un peso complessivo di circa 32 kg, ma anche 40 kg di ordigni esplosivi realizzati alla stregua di candelotti artigianalmente confezionati e pertanto a più elevato potenziale pericolo. La commercializzazione degli artifizi pirotecnici avrebbe comportato un illecito guadagno stimato per oltre 20.000 euro. Il materiale esplodente è stato trasportato e concentrato presso 2 depositi specializzati e posto a disposizione delle autorità giudiziarie. Durante le festività natalizie, come noto, si verificano il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio, anche e soprattutto illegali. L'uso incauto di tali fuochi può produrre lesioni gravi in considerazione della loro elevata potenza. Al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e o perclorato di potassio, con l'aggiunta di alluminio. L'attività odierna testimonia ancora una volta l'efficacia del presidio preventivo in un settore particolarmente delicato quale la tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, con la finalità di garantire alla comunità della provincia messinese festività sicure, evitando che i momenti di gioia possano trasformarsi in tragedie. Anche ad Agrigento Carmelo Sardo ha presentato il suo ultimo libro, Le notti senza memoria. Ascoltiamolo. Questo è un romanzo che potevo scrivere solo a una certa età. Lo traduco. Durante l'arco della mia carriera mi sono imbattuto, in virtù del mio lavoro, in storie di mafia, storie di persone che hanno sbagliato, si sono redente, e fatalmente, inevitabilmente ho scritto di quello. Ma si arriva a un certo punto della vita in cui si immagazzinano tutta una serie di esperienze che ti portano poi a poter produrre qualcosa di molto intimo, di molto introspettivo. Come questa storia, Le notti senza memoria, è un romanzo che nasce con me, nasce con la mia attività onirica, nasce con il mio confronto con tanti amici, nasce con una forma di amori folli e deliranti che tutti noi abbiamo un po' coltivato, abbiamo un po' tratteggiato. Io sono convinto che questo romanzo, quando una volta affidato ai lettori, possa trovare la possibilità per ciascuno di noi di potersi riconoscere. Una mia lettrice mi ha detto: ti sei messo a nudo con questo romanzo. È vero, e soprattutto ho messo a nudo le intimità di ciascuno di noi. È un romanzo che racconta la storia di un amore tra un uomo e una donna che non si compie se non nella loro attività onirica, ma poi c'è una svolta clamorosa,
Una svolta che porterà il protagonista, Carlo, a ridisegnare, a rivisitare tutta la sua vita, tutti i suoi tormenti. La cosa che voglio dire è che questo romanzo è ambientato tutto ad Agrigento. Molti agrigentini si riconosceranno anche nello sviluppo di questa storia che riguarda tutti noi. Carlo e Nora, i protagonisti, siamo tutti noi. Un evento che rappresenta un momento estremamente importante per la vita culturale della città. All'interno della rassegna Le Fabbriche dei Libri, che curo insieme ad Alice e Titone, abbiamo voluto raccontare l'ultimo romanzo di Carmelo Sardo, un agrigentino che ritorna alla sua città anche attraverso il meccanismo della sua scrittura. Credo che possa essere definito il romanzo della maturità di Sardo, dopo i suoi straordinari tentativi, volumi pubblicati anche in molte lingue straniere e l'impegno giornalistico che lo ha sempre contraddistinto. Credo che questa volta abbia davvero lavorato sulla scrittura e su un lavoro di introspezione su se stesso. È come se gli scrittori a un certo punto giungessero a voler raccontare le parti più profonde di sé, e il sé di uno scrittore in realtà rappresenta sempre l'umanità intera, per cui in questo libro ci sono le paure, le angosce, ma anche i sogni, le utopie, le fantasticherie di un uomo qualunque, in cui è possibile mimeticamente poterci rivedere. Ecco perché questo libro sta mietendo un grande successo e credo che rappresenti all'interno del panorama letterario nazionale uno dei momenti davvero più significativi. Il fatto che Agrigento oggi celebri questo suo figlio così importante, uno scrittore di tale livello all'interno di un contesto così raffinato come quello delle Fabbriche di Libri, credo che possa segnare con orgoglio non soltanto il nostro personale lavoro, ma anche la missione culturale di Carmelo Sardo in Italia. Siamo allo sport. Giancarlo Favarin presenta la sfida contro la Sambiase, il servizio di Lentini. Si gioca l'ultima gara del girone di andata del campionato nazionale di Serie D, con l'Akragas che conclude il proprio travagliato cammino in ultima posizione con appena 10 punti. 4 mesi di risultati negativi che ha fatto guadagnare alla compagine dei Templi l'appellativo malinconico di Cenerentola del torneo. Appena 2 vittorie con in panchina Rigola e Favarin e poi 4 pareggi e il resto tutte sconfitte. Un cammino senza dubbio da retrocessione e che se non si riuscirà ad invertire la rotta con nuovi innesti di categoria, la sorte è pressoché segnata. La società, in attesa di pianificare l'ingresso dell'imprenditore Canzonieri, che ha promesso grandi cose attraverso canali non certo ufficiali, lentamente sta cercando di accontentare il tecnico Favarin con qualche innesto. In queste ultime ore ha concluso con l'arrivo in squadra del centrocampista senegalese Lamine Gningue, classe 2004, originario del Senegal. Arriva dal Manfredonia, squadra militante nel girone H di Serie D, e vanta un passato nella primavera del Napoli. Successivamente ha vestito la maglia del Matera, collezionando 25 presenze nel suo primo anno. Sarà disponibile per la prossima partita contro il Sambiase, che si giocherà domenica allo stadio Esseneto di Agrigento. Ritornando al discorso prettamente societario, ad oggi è sempre atteso l'arrivo in città dell'annunciato nuovo presidente Emanuele Canzonieri. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Intanto Akragas Sambiase in programma questa domenica 22 dicembre all'Esseneto ore 14:30 sarà diretto da Andrea Senes di Cagliari. I suoi assistenti saranno Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari e Luca Casula di Carbonia. Le altre gare in programma sono Acireale Locri, Sant'Agata Castrum Favara, Enna Pompei, Licata Nissa, Paternò Vibonese, Ragusa Scafatese, Regina e San Cataldese, e che verrà trasmessa questa partita in differita su canale 14 Reggio TV. E poi ci sarà Siracusa Novegea Virtus. Mister Giancarlo Favarin, domani arriva all'Esseneto il Sambiase, squadra tosta. Che partita dobbiamo aspettarci? Che avversario è il Sambiase? Il Sambiase ha dei numeri importantissimi, squadra nella promossa, 31 punti, penso sia la rivelazione di questo girone, una squadra ben organizzata, ben allenata, una squadra che sicuramente verrà qua per continuare la striscia positiva. Chiaramente noi dobbiamo cercare di
di cominciare a far punti quanto prima, specialmente dopo la partita persa domenica con la Nissa, e dobbiamo fare una grande prestazione, perché insomma contro queste squadre dobbiamo dare il 200%, non solo il 100% non basta. Però la squadra l'ho vista in salute, l'ho vista ben concentrata, sono sicuro che verrà fuori una buona partita. Che Akragas vuoi vedere domani in campo? Ma paradossalmente la squadra per certi versi risponde bene, molto attenta, molto organizzata, pochi spazi. Certo sarebbe importante commettere meno errori possibili, perché sono quelli che poi ultimamente ci hanno un pochino così penalizzato, ma sia in un senso che nell'altro. Insomma, domenica scorsa è stato lampante gli errori fatti sotto porta, poi alla fine al 90esimo abbiamo preso il gol che ci ha costato la vittoria. In settimana su quali concetti hai lavorato? Ma abbiamo continuato a lavorare e a organizzare meglio anche questo sistema di gioco. La squadra si sta mettendo in condizioni migliori anche dal punto di vista fisico, e sicuramente è una partita molto difficile, anche perché questa è una squadra che è abituata a lavorare in certe situazioni, una squadra che ha preso pochi gol, quindi c'è bisogno di un impegno importante per portare via il risultato. Quanto sarà importante l'approccio alla partita domani? È fondamentale, sia all'inizio che all'inizio della ripresa. Non possiamo concedere episodi, perché purtroppo sono quelli che poi ci castigano. È una squadra questa qua che soprattutto sulle transizioni è una squadra molto forte, noi non dobbiamo concedere questo, dobbiamo cercare di lavorare subito per la riconquista. Comunque sono tutte cose che questa è una squadra che cercheremo di fare. E vediamo ora, curata sempre dal collega Carmelo Lentini, una sintesi dei campionati minori di calcio. L'Unitas sciacca con il vento in poppa per avere superato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il Città di San Vito Lo Capo e, approdando anche in finale con il Città di Avola, si accinge a concludere il girone di ritorno di eccellenza Girone A tra le mura amiche contro l'ultima della classe, e cioè il Lascari Cefalù. Attualmente la compagine saccense si trova in terza in classifica e in piena lotta playoff, però si trova a ben 8 punti dal fuggitivo Athletic Club Palermo e ad A4 dalla seconda posizione detenuta dal Città di Gela. La capolista palermitana gioca questo sabato in anticipo con il Partinica Audace fuori casa, mentre il Città di Gela sarà ospite dell'Ostico Marsala. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi della nostra emittente si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica alle ore 9 del mattino. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sulla piattaforma YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.